Un altro argomento che interessa molto i portoghesi, questione ospedale. Io ho sentito, per esempio, in questi ultimi giorni la posizione di Daniele Stival della Lega Nord. Daniele Stival parla molto è irrealizzabile. Allora, intanto pensare di buttare giù l'ospedale di Portogallo, l'ospedale di San Donà, per fare un ospedale unico, questa è una follia. No, è una follia perché in termini di costi, ma anche in termini di organizzazione. Cioè il problema non è che noi dobbiamo avere un unico ospedale, noi dobbiamo avere nell'ambito territoriale tutti i servizi, dove alcuni servizi specialistici saranno distribuiti tra le varie sedi, altri dovranno essere invece sviluppati in tutte le sedi, perché gli altri sono, diciamo, i cosiddetti esigenze immediate. Oggi, quando qualche anno fa uno da Bibbione arrivava a Portogruaro per le strade e con i mezzi che aveva, impiegava un'ora per arrivare a Portogruaro. Oggi diciamo, il traffico, la mobilità è tale per cui si arriva in pochi minuti praticamente o a Portogruaro o a San Donà. L'importante qual è? Che non pensino, questo sì, è una cosa che l'impegno deve essere forte, ma dipende dalla forza politica che ha la città, dalla capacità di relazioni e non dall'isolamento, che nel riparto di specialità tra Portogruaro e San Donà non ci rimette a Portogruaro. Cioè la tendenza, è chiaro che la tendenza San Donà ha 35.000 abitanti, Portogruaro ne ha 25.000. San Donà conta su, diciamo, San Donà e la sua spiaggia, no? Che è Jesolo e Jesolo della Clea. Noi puntiamo sulla città e su Bibbione Carola. Più o meno siamo uguali, però San Donà come città ha 10.000 abitanti in più. Quindi dobbiamo cercare di ragionare e metterci a lontano e dire questo va a San Donà c'è andato questo, questo deve essere a Portogruaro. Quindi chiudono a San Donà e lo fanno a Portogruaro. Cioè non quello che da Portogruaro va a San Donà si chiude a Portogruaro, e quello che da San Donà e quello che da San Donà dovrebbe a Portogruaro si mantiene a Portogruaro, ma si mantiene anche a San Donà. Evitare i doppioni, evitare i doppioni l'ospedale in Greco. E dopo il problema è quello dei servizi. Cioè se io per avere un servizio devo aspettare, sai quanta gente va a Pordenone, a Ratisana, a San Vito? Quello è il vero problema. Il vero problema è quello. Se la gente va a San Vito, è chiaro che l'ospedale di Portogruaro si indebolisce. Perché se nel mio ospedale chi mi chiede un servizio sono 5 persone, ho valore 5. Se sono 2, perché 3, una è andata a Ratisana, una a Pordenone, una a San Vito, il potere, diciamo, mio è di 2, non di 5. E l'altro che magari ne ha 6 dice, io ho più attività. Quindi è un discorso anche di relazione, di far pesare il fatto delle spiagge, che non sono solo diciamo, un problema, che non sono solo un problema di pronto soccorso, e poi dialogare a livello regionale, perché poi alla fine i documenti li fa la regione. E l'amministratore il direttore generale amministrativo, il direttore generale dell'USL, dopo segue un po' l'onda, cioè se è più forte diciamo politicamente un'area è più difficile andare contro quell'area rispetto all'altra. Portogruaro, ci siamo scandalizzati di alcune perdite, ma Portogruaro era presidente della conferenza dei sindaci, il sindaco di Portogruaro per anni, dove ha fatto valere il peso. Ecco, il peso era dato dall'autorità, non dalla forza bruta, diciamo. E l'autorità è data dal fatto che gli altri gli riconoscono un ruolo. E invece Portogruaro si è isolata contro tutti. Questo è stato il grosso difetto. E le debolezze di Portogruaro, che ne dica politicamente, possono dire in campagna elettorale che Zaccariotto ci portano via la provincia di Portogruaro. Cioè in realtà non è che gli altri ci hanno portato via. Cioè la forza degli altri non è colpa della loro forza, ma della nostra debolezza. Cioè un po' è come l'acqua. L'acqua va dove trova il vuoto. No?
se qualcuno riesce a costruire dei vuoti migliori, l'acqua va da quella parte. Ecco, noi non siamo riusciti a costruire una sintesi della politica portoghese. Non c'è una sintesi della politica portoghese, perché Caorle, San Stino, San Michele, Fossalta, cosa so, Annone, Telio, cioè ognuno andava per conto suo in qualche modo. Cioè non riconosceva a Portogallo un ruolo, quello che negli anni 70 era innegabile. Quando è nato il Covenor, tutti riconoscevano a Portogallo il ruolo di capofila, il ruolo di capitale del mandamento, capoluogo del mandamento, e quindi nessuno si sognava di dire che una cosa deve essere fatta a San Michele, non a Portogallo, o a San Stino, non a Portogallo, perché era naturale che fosse Portogallo, perché era riconosciuto il ruolo di Portogallo. Ma il ruolo è un ruolo politico, non è il fatto che tu traffichi, hai il tuo consigliere in regione che ti fa l'emendamento. No, quello è una cosa estemporanea. Tu devi avere relazioni politiche forti, allora hai la possibilità di contare, e contando che puoi far valere poi anche tutte queste, diciamo, gli interessi dei cittadini, perché poi è come il discorso delle immondizie, nessuno vuole l'immondizie in casa, o il discorso delle centrali termiche, sì, centrali elettriche, nessuno le vuole in casa, però l'energia serve, quindi qualcuno deve averle. Il problema è di capire quello che le ha, quali vantaggi ha per i propri cittadini in cambio del disagio che si determina da questo, quale danno, qual è il rapporto tra il danno diciamo, all'ambiente, ma non solo all'ambiente, perché ormai le centrali cose hanno tali livelli di sicurezza che credo non è più quello, ma diciamo il disagio ambientale in senso culturale, in senso generale, non alla natura e basta. Qual è il danno? E quindi che deve essere in qualche modo indennizzato. E questo indennizzo non può essere che va genericamente nelle casse comuni per fare campagna elettorale, deve essere che viene prima di tutto diciamo, utilizzato da quelli che pagano in prima persona il disagio. E poi una parte certamente andrà alla collettività in generale, ma la prima deve andare a chi paga maggiormente il disagio. E questa è una politica di trasparenza. Dopo si faccia nei comitati, si discute nei comitati, però bisogna le cose dire tranquillamente alla luce del sole.